Un grande primo tempo, ma era normale che l'Italia uscisse fuori da quel punteggio, diciamo, da 3-0, perché è un'ottima squadra, sta sopra di noi in classifica, ha degli ottimi elementi al capocannoniere dell'altro anno, Severini, che è un grandissimo giocatore, quindi ce l'aspettavamo che era una partita combattuta e alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Speriamo, quest'anno siamo una squadra più completa, composta da più elementi di maggiore livello, quindi abbiamo avuto una partenza un po' titubante anche perché c'erano parecchia gente nuova, ma adesso stiamo ingranando e speriamo di continuare così. Il campionato è lungo, è molto difficile, però ce la mettiamo tutta. Volevo fare una dedica al mio personal trainer che oggi è il suo compleanno, anche se non ho segnato, comunque abbiamo portato a casa i 3 punti, li dedico a lui e se mi sento un po' più in forma è anche grazie a lui, a Iari. Grazie.